benvenuti a questo momento di dialogo con un maestro, perché così possiamo considerarlo e così vogliamo questa sera accoglierlo in questa sala dopo la proiezione di questo film, La Costante, 1980, quindi sono passati più di 40 anni, quindi sono davvero tanti gli anni, ma c'è una costante, dopo andremo su questo. Intanto lo ringrazio perché vorremmo parlare sì di fede, di cultura e di cinema, e ringrazio perché abbiamo visto questo film in un cinema. Già entrare in un cinema e vedere un film vuol dire compiere un rito, perché è un vero rito, cioè possiamo oggi vedere un film anche su un telefonino, ma c'è tutta una ritualità del vedere, del fruire il cinema al cinema, che chiede di essere rispettata, se non altro perché noi arriviamo, c'è un rito, ci si siede, si spengono le luci e si dà un debito di fiducia, perché se non succede questo, se non diamo un debito di fiducia a quello che ci viene proposto, che noi ascoltiamo, che noi vediamo, che noi guardiamo, in qualche modo come si fa quando si entra diversamente in una chiesa, no? Che quindi si seguono diversi riti, ci si siede, si ascolta, si assiste, si partecipa alla messa, perché comunque non è un'assistenza passiva, e così anche il cinema non è semplicemente qualcosa di appunto che noi usufruiamo passivamente, ma interloquiamo anche con l'opera, con quello che ci è offerto, voglio dire, ci è proposto, e quindi si riempie di significato. Quindi ecco, quello che vorrei chiedere a lei questa sera subito è questo. Qual è la costante? La costante, si può dire facilmente che il dubbio è una costante. Uno che non dubita, come diceva Pascal, è uno che si perde. E nel nostro mondo è molto di moda parlare che tutto è fluido, che tutto si cambia, che c'è niente fisso. Io credo che ci sono le cose che sono 100% costanti. E lei parla del cinema, per me è una cosa più semplice. In cinema, come in questa sala, voi mi prestate 100% della vostra attenzione, perché non c'è niente disturba. Se volete guardare il mio film sul telefonino, mi potete concedere forse 20% dell'attenzione. Vuol dire che il mio messaggio deve essere molto diluito. E qui invece credo che certi dialoghi hanno una certa precisione. Quando i miei protagonisti parlano della statistica, delle cose che si può calcolare e le cose che non si può calcolare, questo è un dialogo sul Dio, parlando sul serio, perché c'è una espressione abbastanza comune che la presenza del Dio si manifesta nei fenomeni statistici, dove non c'è determinismo, non sappiamo precisamente che cosa accade e non c'è motivo per quale accade questo e non altro. Mi fa paura sempre quando penso delle grandi città, perché in tutta Europa è la norma. Credo che per 1 milione di abitanti deve essere una persona caduta sulla strada nell'accidente stradale. Se un giorno sono 2, forse domani sarà nessuno, però questa statistica è dura e nessuno sa chi sarà colpito dalla macchina che passa, dall'autista ubriaco o drogato. Questo non sappiamo, però succede. Esatto, e credo che Vitold o Vitek, appunto, è lo stesso, sia veramente un esempio, cioè credo dell'uomo che sceglie di vivere la sua vita, la sua unica vita, nonostante, abbia, nella sua vita, sofferenza.
perché continuamente noi siamo portati in quest'ora e mezza in cui abbiamo visto a guardare Vitol come un personaggio che ne ha subite proprio di tutti i colori, cioè voglio dire, quasi come se fosse vittima di questo determinismo, di questo destino. Si parla continuamente, voglio dire, destino, ma la vita, appunto, cioè noi nasciamo, sì, si dice per essere felici, ma la felicità non è un dono, voglio dire, scontato, voglio dire, Dio che cosa ti dà, voglio dire. Sì, e non è neanche così importante la felicità, noi l'abbiamo sopravvalutato. Questo mi ricorda, io avevo una relazione molto profondamente amichevole con Andrei Tarkovsky, regista russo, grande autore del cinema spirituale. E una volta siamo stati negli Stati Uniti e mi hanno chiesto di essere un moderatore della discussione tra il pubblico e Tarkovsky, perché Tarkovsky era molto difficile. Oltre che c'era un traduttore, ci voleva qualcuno che spiega al pubblico che cosa dice Tarkovsky e spiega a Tarkovsky che cosa chiede pubblico. E c'era tra il pubblico un giovane entusiasta che, vedendo che Tarkovsky sembra essere un guru, gli ha chiesto che cosa devo fare per essere felice. E Tarkovsky si è arrabbiato dicendo: che stupida domanda, perché tu devi essere felice? Perché tu non pensi delle cose più serie? Felicità è una cosa senza importanza. Allora io devo sussurrare a Tarkovsky, perché usava le parole abbastanza universali come idiota, cretino, che sfortunatamente in russo è lo stesso. Allora dico: Andrei, tu devi spiegare che cosa è importante se la felicità non è importante. E Tarkovsky risponde: ma tutti lo sanno. Io dico: sicuro non tutti. Dice: siamo stati tutti, che ciascuno di noi, convocato dal non essere all'essere, con qualche motivo, per qualche scopo, qualche oggettivo. Non siamo stati convocati senza indicazione. Dobbiamo indovinare qual è la nostra vocazione e andare avanti. Una volta saremo felici, una volta meno. Perché Tarkovsky, come uomo profondamente spirituale, capiva questo che spesso ci confonde, il concetto che se facciamo bene è una transazione, possiamo comprare non la felicità ma anche una salvezza. Però questo non è un concetto cristiano, è un concetto molto volgare, molto naturale per noi tutti. Sperare che se io mi comporto bene sarò premiato. Forse sì, forse no. Non c'è la promessa. Il vivere di Witold, cioè sembra quasi invece dire: prima o poi riuscirò a fare la mia impresa, cioè l'Himalaya, no? Noi continuamente questo desiderio di poter arrivare, ma questo non arriva mai di fatto, no. Perché cioè, praticamente sembra irraggiungibile. Sì. Ma questo desiderio io direi che è profondamente spirituale, perché sì. non è un desiderio, cioè perché noi confondiamo ciò che è spirituale con ciò che appunto non è carnale, invece è profondamente invece spirituale. Mm-hmm. No, sì, qui sono d'accordo, anche sono cosciente con gli anni che sono passati, 35 anni o più dopo girare questo film, che il mio protagonista anche ha un difetto profondo, che ama ideali più che le persone. E questo è anche un pericolo delle persone che sono radicali, che sono grandi idealisti, però possono non riconoscere le necessità, le bisogni dell'uomo accanto. E questo dopo anni io ho girato, questo sfortunatamente non posso mostrarvi, ma dopo 35 anni ho girato un pezzo di film con gli stessi attori, rispondendo alla domanda che accade spesso: che cosa è successo dopo? Come qui finale è equivoco, perché non è chiaro se il cornicione ha colpito, se è successo un accidente o forse no. Lo lascio aperto, poteva succedere, però successo o no.
e cercavo di raccontare il resto di vita del mio protagonista, perché era vivo e anche la sua moglie nel film. E qui E cosa ho dice? portato, no, ma scopre dopo, non è diventato mai, le sue idee della matematica sono state rubate da altri che sono stati più furbi, come in matematica in tutti i campi c'è questa rivalizzazione, ma che è rimasto sempre con una vocazione e al fine della vita si occupa delle persone che hanno tendenze suicidarie, cerca di essere un moderatore quando c'è qualcuno che sta nella finestra aperta e vuole buttarsi, arriva con i vigili del fuoco e parla con queste persone. Questo è sì, la prolungazione. Quindi come se lui in qualche modo diventasse strumento, voglio dire, proprio perché... Sì, però non diventa mai studente perché questo costa troppo e così ha perso il suo talento, non ha portato i frutti. Ma ha vissuto la sua vocazione. Sì, sì. La sua vocazione, anche se non ha in qualche modo, vuol dire, realizzato il suo desiderio. Questo non significa non vivere la propria vocazione, la propria vita. Sì, perché vocazione è l'altra cosa. È un'altra cosa. Desiderio non sempre coincide. Potremmo dire che Witold è un puro di cuore? Sì. Questo concetto anche, no? Sì, però sono cauto anche se le persone perché sono... nel film sembra quasi che lui, voglio dire, non ceda mai al compromesso, anche se di fatto ha iniziato a lavorare, perché noi abbiamo visto, per un compromesso, perché comunque qualcuno l'ha raccomandato. Io con questo film, quando è uscito in Polonia, viaggiavo attraverso il paese alle cinema, all'Area dei Sei, centri culturali, e come in questa epoca tutto era corrotto, anche per un incontro con il pubblico si firmava 3 contratti perché i soldi sono stati così piccoli, e una città, la direttrice della Casa della Cultura, dopo aver visto il film ha detto: no, io ho vergogna di proporgli una cosa così corrotta, allora lei deve ridurre il suo onorario e io posso firmare con lei solo una. D'accordo. No, però i miei protagonisti sono migliori che io. Ok. Volevo un'altra cosa. Lei ha ricordato all'inizio una scena che la censura voleva in qualche modo. E il doppiaggio, almeno così ho letto in italiano, della madre che sta per morire, appunto, a un certo punto dice, la madre dice... soffri, no? Quindi prendi curati, prendi la medicina, e dice lo faccio per te, come un sacrificio per te. Il doppiaggio italiano invece, così ho letto, perché poi non l'ho visto doppiato, quindi ho avuto la fortuna di vedere invece l'originale, a proposito del vedere i film in lingua originale, diceva va bene così. È una semplificazione. Una semplificazione. Quindi avremo credo che il mio ministro ha chiamato il doppiatore italiano, ma sembra che sono stati della stessa. Dice che il doppiaggio italiano dice va bene così, che non è invece lo stesso significato, invece ha un significato molto più profondo, cioè quello del sacrificio. No, ma se magari può approfondire questo tema proprio del sacrificio anche. No, ma questo è anche una peculiarità del cristianesimo, perché nelle altre religioni, il buddismo per esempio, se il buddismo non è sempre religione, però una filosofia e una saggezza, e si evita la sofferenza, ma non si giustifica la sofferenza, non si accetta. E solo i cristiani, seguendo l'esempio del Cristo, parlano della sofferenza come la cosa che si può accettare, perché può avere senso, che è una cosa molto delicata, trovare senso nella sofferenza. Questo film, visto oggi, soprattutto per questo tema della sofferenza, abbiamo una società e una cultura che normalmente elude il tema della sofferenza e della morte. Interessante la battuta con il prete che dice venga per il sacramento, per l'unzione, appunto, no?
dice no, non si chiama più appunto, dice si chiama unzione degli infermi, non l'estrema unzione, quindi cioè quasi come dire anche la Chiesa ha paura della morte. Questo lo diceva 44 anni fa, voglio dire, no? Quindi quindi torniamo indietro, voglio dire. Però è interessante questa, cioè voglio dire, dove invece la morte, voglio dire, che fa parte, voglio dire, della nostra esistenza, però noi è un tema che si elude, lo si accantona, lo si nasconde. Ai nostri ragazzi, ai nostri piccoli non bisogna mai parlare, voglio dire, di morte, non si deve, addirittura non si partecipa nemmeno a una celebrazione, voglio dire, funebre, perché magari questo può, se uno è piccolo, non inficiare, voglio dire, nel dire insomma la vita è bella, non bisogna nascondere il male, perché la morte è male, è il buio, e quindi non deve essere non bisogna fare esperienza, ci sarà tempo per fare questa esperienza. Invece voglio dire è interessante, voglio dire, anche la Chiesa qui lì si dice perché ha fatto dire questo, cioè voglio dire al suo protagonista. Dopo concilio, siamo nell'80 però, esatto, e non sono stato contento, credo che non era ecco. una soluzione per me perfetta. Ok, bene, e magari possiamo sentire qualcuno anche degli, perché se vogliamo, se c'è qualche domanda, prego. Buonasera, grazie per l'occasione di conoscere Christoph Zanussi. Dal film si evince uno squallore terribile, proprio, non so se è solo la mia sensazione, ma forse è voluta questa cosa, uno squallore terribile, e siamo in Polonia, se non sbaglio, giusto? Sì, certo, Varsavia. Ok. Volevo sapere se c'è qualche elemento innanzitutto autobiografico nel film, nella storia che lei racconta, qualche nota autobiografica, e un dispiacere enorme nel vedere che una potenzialità così importante viene sprecata, proprio per quello squallore che caratterizza, credo, tutto l'Est. Grazie. Bene, l'autobiografico posso solamente confermare il fatto che ho studiato la fisica all'inizio e fisica mi ha molto marcata. Sono rimasto formato dai fisici. Disfortunatamente, dopo 4 anni di studi, ho capito che sono mediocre come fisico. Sono stato troppo ambizioso per accettarlo e sono andato avanti alla filosofia, finalmente al cinema. Ma questo elemento, questa battaglia per gli studi è qualcosa che ho preso dalla mia propria vita. Altre cose no, sono inventati o sono osservati, perché durante tutta la mia vita artistica sto collezionando le storie che accadono agli altri o che accadono spesso a me. Sono tante cose interessanti che si può raccontare, che racconto come tale è un passo di una grande importanza nella storia anche di pianeta, perché tutti altri esseri vivi non sono capaci di raccontare. Io con 9 cani lo so che loro non sanno niente sulla vita o sulla esperienza dei suoi nonni, dei cani. E noi sappiamo che qualcosa che hanno imparato i nostri avi, i nostri antenati, e questo è un motore dello sviluppo dell'umanità, perché dai barbari siamo arrivati a un livello un po' migliore, non soddisfacente, però c'è un certo progresso anche nel senso morale, e questo grazie al narrativo. Io sono convinto che il cinema è soprattutto un mezzo di una parola, non dell'immagine. Questa è una illusione. L'immagine prevale quando si fa music TV o pubblicità, a semantica. Invece tutto il resto è sempre collegato con la parola, però la parola con l'immagine significa molto di più. E anche guardando la persona e sento sue parole, la faccia mi dice più che le parole. Il cinema è l'immagine in movimento, sì, quindi. Sì, questo è vero. Ma qui c'è la coincidenza. È la parola in movimento, anzi. Sì. Sì, a proposito, lei intendeva di questo squallore che dice qui, ma
sono passati, ho detto prima, più di 40 anni, Sì. ma il mondo è migliorato nonostante appunto la tecnologia sia avanzata, siamo diventati... Sì, abbiamo molto meno... Guardando, ecco... Non abbiamo più tanti affamati, non abbiamo tanti... Nella società occidentale, certo. No, io riparlo solamente di paesi sviluppati, certo. Negli altri paesi i disastri sono enormi, ma credo che forse noi ci siamo liberati dal sistema che soffocava tutta la creatività, allora questo è un vantaggio. Però vivere nel benessere è una cosa difficile e da studiare, non siamo preparati, e questa mentalità della pancia piena mi sembra un pericolo enorme per il nostro sviluppo. E credo che ci faccia bene anche vedere un po' questo cinema dello spirito, riconoscere in certi tipi di filmografia lo spirito anche del cinema che ci muove. Appunto abbiamo detto che la parola è in movimento, è l'immagine, ma quando è vero cinema ci muove dentro, quindi questa è, credo che sia, e lo dobbiamo ringraziare anche per tutte le sue opere. Ancora? Prego. Vorrei riportare due frasi, che una del film e una che ha detto lei adesso nel suo intervento. Lei ha detto: erano tempi corrotti di allora come sono corrotti i tempi che viviamo. E poi la frase di un personaggio, quello lì non so come si chiamava, che diceva al nostro Vitek: la filosofia, mi pare che fosse lui, la filosofia lasciala agli intellettuali, pensa ad altro. Papa Wojtyła diceva che nei paesi dell'Est l'uomo è stato sacrificato al comunismo e Dio è stato sacrificato e annullato in nome del comunismo, ma metteva in guardia, stiamo attenti, che dall'altra parte, nell'Occidente, l'uomo e Dio rischiano di essere annullati dal consumismo, dal capitalismo e dai valori economici. Si parlava prima di la mia domanda precisa è questa. Questi sono temi universali che possono valere per la Polonia, per l'Occidente, ma nel film io ho intravisto, volevo appunto chiederle, anche di sfuggita, non so per quale motivo, un accenno anche proprio alla società della Polonia, che stava vivendo forse un passaggio da una società comunista e dal richiamo delle sirene occidentali del guadagno facile, dei soldi, dell'arricchimento, che poi hanno portato a una degenerazione generale. La Polonia oggi come la vede lei? Grazie. Io non ho una posizione per definire dove ci troviamo come paese. La delusione del consumerismo è molto profonda, ma questo che iniziò con il Rinascimento. Fino al Rinascimento, nel Medioevo, lo scopo della vita dell'individuo era la salvezza. Abbiamo lavorato per essere salvati. E dopo c'era una sostituzione con la ricchezza, sempre infinita. Chi è ricco vuole essere ancora più ricco e si può arricchire senza fine. È un assurdo, però è la realtà che vediamo. E questo non conduce allo sviluppo, e se non sviluppiamo rischiamo di condividere la sorte dei dinosauri che sono scomparse per qualche motivo. Allora la razza umana non ha un posto garantito in questo mondo e possiamo essere sostituiti da qualcosa diverso. Spero che questo non sarà una intelligenza artificiale che anche pretende di gestire il mondo, ma senza valori più profondi, trascendenti, senza trascendenza, non credo
che l'umanità può sopravvivere sana. Sì, e a proposito di trascendenza, nel film proprio noi abbiamo sentito quando qualcosa, nelle ultime battute finali, può essere calcolato, cessa di essere mistero. Sì, esattamente, perché mistero sfugge questo condizionamento determinista. E noi viviamo nel mondo dove il determinismo è preso per scontato. Viviamo in un mondo che vuole spiegare continuamente tutto, che non accetta a volte anche il Sì, mistero. e non valutare. Invece credo che senza misurare i valori, senza vedere se questo è progresso o regresso, non siamo in grado di vedere chiaramente il nostro sviluppo. E dobbiamo fare conto invece che il mistero è presente, che non tutto può essere spiegato come non può essere calcolato. Ma basta la fisica moderna per capire che questo mistero si presenta, possiamo toccarlo quasi, è così. La fisica dei quanti è sorprendente come rompe la nostra visione del mondo, tutto razionalista. Si vede che ci sono i misteri, e nel mio ultimo film 2 volte faccio citazione di Shakespeare, che ci sono tante cose nel mondo che i nostri filosofi non hanno mai pensato. Sì, grazie. C'è ancora uno spazio? Forse il richiamo che lei ha fatto a Pascal potrebbe essere la chiave di spiegazione di tutto quel discorso che abbiamo fatto. Le parole famose di Pascal quando diceva: l'ultimo passo della ragione è di riconoscere che ci sono infinite cose che ci trascendono. Sì, questa è una delle frasi che mi piacciono molto. Come mi piace molto la domanda di Leibniz, che è una domanda più naturale per ogni essere umano, la domanda: se c'è qualcosa o c'è niente? E qui dobbiamo scegliere la risposta o cercare la risposta. E dobbiamo scegliere, credo, perché Sì. e dobbiamo porre un giudizio, no? Dicevamo, Sì. perché è importante, spesso noi sospendiamo il giudizio perché abbiamo paura poi dopo di esporci, ma appunto quando si ha fede invece ci è chiesto invece di essere coerenti con la nostra fede, quindi di non imporre ma di esporre, e questa volta invece non è così chiaro. Beh, interessante che qui invece il protagonista si espone, cioè nel senso dice quando deve dire no, dice no. Sì. E questo è effettivamente vuol dire è coerente, è in linea con la sua personalità, che sempre ricerca, mai definì, perché comunque è un ragazzo giovane, ricerca e continuamente la vita lo provoca e tutte le volte deve continuamente rispondere. Questo è, credo che noi siamo chiamati giorno per giorno. Sulla fede, a proposito, se c'è un'espressione, quando gli hanno chiesto esattamente lei crede, e lei ha detto sì. La sera arrivo a credere e poi quando mi sveglio la mattina mi domando se credo. E ci sono tanti dubbi. Sì, per sfortuna anche nelle altre lingue, anche nella mia lingua materna, non c'è formula di dire di verbo credere, di dire una volta sì, una volta più, una volta meno. Questo non si può accorciare una sola parola, ma io ho paura delle certezze troppo fisse. Quando sono troppo fisse sono di solito false. Grazie. Credo. Prego. Io ho avuto la fortuna di venire in Polonia con un viaggio organizzato dalla Procivitate di Assisi nel 72 e di incontrare il cardinale Wyszynski personalmente assieme agli altri che viaggiavano con me. Vedendo l'atteggiamento del protagonista mi sembra che ci sia la sostanza, la forza che avevo visto e avevo già conosciuto attraverso le parole di mio padre, che seguiva tanto delle esperienze del mondo al di là della cortina, di trovare quella forza
e quel coraggio di parlare e di essere chiaro nonostante tutto. Sappiamo anche che Wyszynski aveva pagato di persona, e questo lo stesso in qualche modo è disposto a pagare di persona. Non so se sia un'impressione sbagliata. No, credo che è un'impressione giusta. Wyszynski, essendo un prelato, un cardinale, era anche un incarcerato e aveva grandi dubbi se sopravviverà o no, perché questo non era sicuro. E così è un'esperienza vissuta, un'esperienza esistenziale che manca a tutti che vivono in benessere, e in sicurezza e in tranquillità. Non auguro a nessuno di avere queste esperienze drammatiche, però senza drammaticità la vita non è possibile. E oggi il mondo cerca di nascondere drammaticità della nostra esistenza. E anche se si prende parole di Giovanni Paolo II sulla civilizzazione della morte, questo non è una cosa che è dedicata solo ai problemi dell'aborto, no, questo è il problema se noi come la formazione siamo in grado di sopravvivere il cambiamento delle condizioni di vita che abbiamo provocato a noi stessi, non in senso solo ambientale ma anche in senso sociale e morale finalmente. Come possiamo vivere se il lavoro sarà molto limitato, sarà un privilegio per parecchi, però non una regola? Come essere umano può funzionare senza pressione della fame, della povertà? Tutto questo provoca le domande se la nostra civiltà è capace di sopravvivere e di essere sempre una civilizzazione più avanzata, perché non ho dei dubbi che noi siamo ancora più avanzati. Basta guardare gli uffici consolari dove c'è la fila per il viso europeo, visto è molto voluto, vuol dire che questo è una civilizzazione vincente. Quando non c'è la fila vuol dire non sono gli amatori. Non c'è desiderio. Bene, io direi che possiamo allora chiudere, ringraziare, è stata una fortuna avere qui, appunto, qualcuno ha detto di conoscerla e di vederla, e sappiamo, mi ha detto prima che il desiderio di lavorare, quindi, e questo ci riempie sicuramente di speranza e di gioia di poter vedere, se è possibile, ancora del cinema e di quello che sta pensando e sta in qualche modo ideando, e la possibilità, quindi davvero speriamo di poter ancora godere, perché comunque voglio dire, abbiamo visto un film è stato scelto questo film dell'80, voglio dire, ma il più recente, voglio dire, è di 2 anni fa, credo, quindi cioè, voglio dire, il cammino è stato fatto, quindi voglio dire, noi appunto, e voglio dire, dall'80 a oggi, voglio dire, ci sono diversi altri film che hanno accompagnato, voglio dire, tutta, voglio dire, la filmografia del maestro qui presente, che è una filmografia che oso definire sicuramente un cinema dello spirito, e per questo io lo ringrazio, perché questo davvero mi lusinga molto, grazie. Grazie. Spero che c'è ancora futuro.